Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo all'olio extravergine di oliva e all'oliveto, in particolare all'oliveto veneto. Però abbiamo in studio e ringraziamo per essere con noi oggi Paolo Barbiero, titolare del frantoio di Val Nogaredo sui Colli Ugani e membro del consiglio di amministrazione del consorzio Olio Veneto DOP. Grazie quindi per essere con noi oggi. Dicevo, parleremo di olio extravergine di oliva e dell'oliveto veneto, che non è così grande, per capirsi, se lo rapportiamo a quanto succede alle produzioni delle regioni del sud Italia. E volevo aprire questo nostro approfondimento proprio con alcuni numeri. La campagna olearia 2018 si è conclusa con una produzione di 265.000 tonnellate di olio di olive. Le prime tre regioni sono la Puglia con 87.000 tonnellate, poi segue la Calabria con 47.000 e la Sicilia con 39.000. Cosa è successo però nell'ultima campagna di produzione? Che c'è stato un calo di produzione quasi sceso ai minimi storici. Tanto per capirsi, abbiamo un calo di quasi il 60% in Puglia, 34% in Calabria e del 25% in Sicilia, quindi un fortissimo calo della produzione di olive nell'ultima campagna. Questo però non è successo nelle regioni del centro, in particolare del nord, dove invece la produzione è cresciuta addirittura nel Veneto quasi del 30%. Veneto che comunque di fronte a queste produzioni è una regione molto piccola, ma non per questo non è importante, anzi abbiamo degli oli extravergini di oliva di grande qualità. E parleremo di questo, quindi Paolo, grazie quindi di essere qui con noi. Iniziamo dalle dimensioni dell'oliveto veneto. Sì, allora hai parlato delle tre regioni principali che producono olive e di conseguenza olio in Italia, che sono 2/3 dell'olio italiano sostanzialmente, quindi purtroppo questa annata non favorevole ha ridotto drasticamente la produzione italiana. Il Veneto è una regione che produce olio da secoli, quindi è sicuramente una produzione plurisecolare, però produce una piccola parte, produce mediamente il 0,5% del prodotto nazionale. C'è da sottolineare però che è una produzione di alta qualità, tant'è vero che è stata riconosciuta appunto la DOP. Sappiamo che le DOP vengono riconosciute ai prodotti di eccellenza e nelle circa 40 DOP che abbiamo in Italia, una è nel Veneto, e questo direi che è un fattore da sottolineare molto importante. Cerchiamo di dimensionare l'oliveto veneto. Quanti ettari di produzione in Veneto abbiamo circa 5.000 ettari coltivati a olivo. E quali sono le aree principali di produzione? Le aree principali ovviamente sono nel Veronese, e lì abbiamo anche la maggior parte dei frantoi, quelle attorno sicuramente al lago di Garda, dove c'è una DOP specifica tra l'altro per il lago di Garda, perché il lago di Garda comprende una DOP pluriregionale, perché comprende sia una parte del Trentino sia una parte della Lombardia evidentemente e una parte del Veneto. Abbiamo i Colli Ugani, i Colli Belici e la zona del Grappa. Tra l'altro sono tre sottozone distinte, infatti abbiamo Colli Ugani e Belici e del Grappa, che sono appunto, e poi la Val Policella, altra zona molto importante, che fanno parte della DOP. E complessivamente quanti sono i produttori nel Veneto? I produttori nel Veneto possiamo parlare di circa 2.000, poi probabilmente sono anche molti di più, però quelli significativi, possiamo parlare di 2.000-2.500 produttori, aziende agricole che producono olive da olio. Benissimo. E poi ci sono i frantoi. I frantoi, che sono parte integrante evidentemente del processo produttivo. I frantoi attualmente sono circa 45, oltre una quarantina di frantoi. Ne abbiamo sui Colli Ugani, dove noi abbiamo il nostro frantoio, abbiamo 5 frantoi, e quindi già la nostra zona ne ha 5, che è una delle se non le più piccole, sicuramente non a parità. La maggior parte evidentemente sono nel Veronese. Benissimo, ascolta Paola, e per capirsi, quali sono le principali cultivar, cioè le varietà di olive che coltivate qui nel Veneto? Allora, le principali cultivar
sono circa una decina, poi ce ne sono molti di più, ne contiamo solo nel Veneto una quarantina, che tra l'altro questa è una ricchezza di avere diverse tipologie di piante. Le principali cultivar sono la rasara sui Colli Euganei, il trep, il favarol, il grignano nel Veronese, la casaliva nel lago di Garda, che sono però sostanzialmente la base è un frantoio, sono dei cloni di frantoio selezionati, che si sono autoselezionati nel tempo per resistere ai nostri climi, visto che siamo al limite dell'areale di coltivazione dell'olivo, anche se oggi come oggi, grazie o non grazie ai cambiamenti climatici, i limiti si spostano un po' più a nord, diciamo. Certo. Ascolta Paolo, quindi dicevi la Regione Veneto produce poco olio extravergine di oliva, sì, ma di altissima qualità. Che poi si riconosce, il consumatore lo riconosce facilmente in bottiglia leggendo l'etichetta, la produzione, ma al di là dell'etichetta, com'è che si riconosce un olio di qualità? Un olio di qualità. Il Veneto produce poco, teniamo presente che produrre in climi come i nostri è più difficile, si produce meno, bisogna stare molto più vicini alle piante, seguirle, eccetera. La motivazione però è che si producono oli di alta qualità. Appunto, come dicevo prima, non a caso è stata riconosciuta la DOP appunto per il nostro olio veneto. Un prodotto di qualità. I nostri oli sono oli che normalmente sono dei fruttati leggeri, che sono molto apprezzati in quanto non hanno degli amari piccanti troppo intensi e ben si sposano con la nostra cucina veneta tipica, classica, dove eravamo abituati in passato a utilizzare più grassi animali come il burro, come lo strutto, e quindi grassi che hanno una dolcezza intrinseca. I nostri oli non sono particolarmente amari e piccanti, però ciò nonostante hanno un fruttato molto intenso e che si conserva, intenso, fragrante e che si conserva nel tempo. Questa è una caratteristica tipica. Ma queste caratteristiche si distinguono, per esempio, un olio prodotto nel Veneto rispetto a un olio prodotto in Liguria, rispetto a un olio prodotto in Toscana o certo, prodotto nelle regioni meridionali? E da cosa si riconosce? Si riconosce perché, ad esempio, i nostri oli, come dicevo, un olio toscano sicuramente tipicamente toscano, che ha ovviamente le sue qualità, è un olio tipicamente amaro e piccante, con un amaro e piccante molto intensi. I nostri oli non hanno questa caratteristica, è la loro peculiarità sostanzialmente. E quindi si presta per quali piatti? Beh, ad esempio i piatti di pesce, i piatti a crudo, cioè quindi nelle insalate, in un'insalata di pomodori o un'insalata verde, quindi sono quei piatti in cui si apprezza di più il nostro olio, anche se poi non è adatto molto alla tipica cucina veneta, la pasta e fagioli, il baccalà alla vicentina, non si fa baccalà se non c'è l'olio extravergine dei nostri colli sostanzialmente, quindi si presta molto a questi piatti tipici. Poi è evidente che se faccio una ribollita magari tipica toscana è più adatto un olio toscano, che è la fortuna dei nostri oli italiani, perché se partiamo, vorrei dire quasi ormai da Bolzano fino ad arrivare alla punta estrema della Sicilia, si hanno una varietà di olive e di conseguenza di oli e di climi, e quindi di conseguenza perché anche il clima influisce molto nelle caratteristiche dell'olio, diversi l'uno dall'altro, cosa che non succede ad esempio magari in altre. Certo. Ascolta Paolo, un'altra cosa, quali sono, ovviamente come tutti i comparti dell'agricoltura ci sono anche dei problemi, quali sono i principali problemi che in questo momento si trova a combattere il settore della produzione dell'olio? I problemi purtroppo, soprattutto in olivicoltura, sono tanti. Soprattutto se parliamo di parassiti, probabilmente tutti avremo sentito parlare della xylella, di questo parassita che sta decimando le piante nel Salento. Il Salento è una delle aree più vocate per la coltivazione delle olive, più produttive, e sono decimate da questo parassita che è la xylella fastidiosa, che in particolare sta devastando alcune aree della Puglia, il Salento in particolare. Certo. Però recentemente si è parlato anche di si sta uscendo da quella regione ed ha colpito anche altre aree. Purtroppo sì. E quindi
Qual è il rischio che veramente si presta? Allora, il grosso rischio purtroppo è quello che la Xylella si sta spostando a 30-40 km all'anno verso nord, sostanzialmente è partita dal Saletto, ma nonostante le fasce di rispetto, tutta una serie di iniziative, ma non esiste purtroppo oggi una cura provata e efficace scientifica per combattere questo parassita sostanzialmente. L'unica soluzione è quella di mettere in quarantena le zone dove c'è questo problema. Perché assistiamo anche all'abbattimento di piante secolari. Di piante plurisecolari che veramente sono monumenti più che piante, insomma, quindi questo è veramente drammatico. Certo. Abbiamo avuto anche recentemente casi, fortunatamente non, perché poi anche la Xylella ha diverse forme, sostanzialmente non troppo aggressive, ma abbiamo avuto casi in Toscana, quindi sicuramente si sta spostando. Si sta studiando molto, abbiamo contribuito anche noi dando il nostro piccolo contributo, dando appunto le talee delle nostre piante, perché ci sembra che ci siano piante più resistenti a questo parassita e piante meno resistenti. Speriamo. Sembra che alcune piante nostre siano abbastanza più resistenti. Tutto questo da provare, perché è da provare negli anni evidentemente, quindi è da sperimentare. Però sembra che oggi l'unica soluzione sia quella di trovare piante che siano resistenti. Certo. Senti Paolo, poi un altro problema sicuramente non da poco è quello dell'olio importato da paesi extraeuropei, sì, che poi il consumatore non sa bene, è riportato in etichetta sempre la dicitura olio non europeo, comunque olio non italiano, sì, però innanzitutto qual è la qualità di questi oli che arrivano dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Tunisia e soprattutto come va affrontata questa questione? Sì, purtroppo quest'anno abbiamo avuto un'annata di bassa produzione, probabilmente abbiamo fatto un minimo storico degli ultimi almeno 20-30 anni e questo è dovuto sia a una serie di problematiche, come abbiamo detto. Il problema in Puglia è stato un problema del Burian, di quel gelo tardivo che c'è stato a marzo dello scorso anno che ha creato notevoli problemi sulle coltivazioni. C'è da dire però che c'è stata nell'olivicoltura bisogna intervenire per ripopolare i nostri oliveti, per ripiantare, per ritornare a produrre in maniera come posso dire, conveniente. Oggi purtroppo l'olivicoltura è ancora relegata a spazi dove non si può coltivare qualcos'altro. L'olivo è una pianta molto rustica, vive su terreni sassosi, su terreni dove non si può coltivare nessun'altra cosa e quindi di conseguenza viene spesso relegato bisognerà rivedere l'olivicoltura, anche perché l'olio italiano non è apprezzato solo in Italia ma è apprezzato nel mondo. Pensate che noi siamo i primi esportatori di olio ma siamo anche i primi importatori e spesso ovviamente importiamo da paesi che non sono i paesi italiani, da Tunisia, da Marocco, dalla Spagna, dalla Grecia e così via di seguito. Qual è la differenza fra i nostri oli e altri tipi di olio? Come dicevo prima, in Italia abbiamo 500 cultivar diverse e un clima che è variabile appunto per la lunghezza della nostra bellissima penisola, che è variabile e che quindi dà oli diversi. In altri paesi ci sono 4 cultivar principali, anche perché 4, 5, 10 cultivar, non 500, cioè il numero è completamente diverso. Ovviamente poi non sto a parlare delle condizioni di produzione che sono molto severe in Italia, igienico-sanitarie, dal punto di vista di anticritogamici che si possono usare, dalle diciture in etichetta. L'olio italiano si riconosce perché con la legge salva olio di ormai 7-8 anni fa è obbligatorio inserire in etichetta, se l'olio di provenienza italiana, c'è scritto olio italiano, ci deve essere scritto olio italiano, oppure se non è di provenienza italiana olio comunitario, cioè della comunità europea, o comunitario extracomunitario, perché potrebbe essere anche una miscela di vari oli. Poi gli oli di qualità come si distinguono? Prima sottolineavo il discorso delle DOP, le DOP sono sicuramente delle eccellenze alimentari e quindi questo bollino rosso che distingue gli oli a denominazione di origine protetta sono sicuramente oli di alta qualità. Sottolineo dall'altro piccolo particolare, l'olio è un prodotto che invecchia nel tempo.
dal momento in cui viene prodotto, comincia a invecchiare. Le DOP sono l'unico olio in cui è obbligatorio specificare la data di produzione. Entro quanto tempo bisogna poi è consigliato consumare? Il tempo massimo che viene consentito di mettere in etichetta è 24 mesi dalla data dell'imbottigliamento, 2 anni dalla data dell'imbottigliamento. Poi perde le proprietà. Perde le proprietà, però attenzione a non fidarsi solo della data di scadenza, ma anche verificare l'anno di produzione, perché io potrei confezionare oggi un olio prodotto 2 anni fa e dare comunque 24 mesi di scadenza. Benissimo. La legge lo consente, la normativa lo consente. Ci sarebbero tante altre cose da dire, da approfondire, però il nostro tempo si è concluso qui. Ringraziamo Paolo Barbiero, titolare del frantoio di Val Nogaredo, che si trova qui sui Colli Lugani in provincia di Padova, ma è anche membro del consiglio di amministrazione del consorzio Olio Veneto DOP. Abbiamo parlato di olio di oliva, di una pianta povera che si accontenta di poco ma capace di produrre un prodotto veramente straordinario, e particolarmente quello italiano e veneto è un prodotto davvero straordinario. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ci rivediamo al prossimo appuntamento. Buongiorno a tutti. Un saluto da parte mia, buongiorno a tutti.